Fotografi in azione. Aspetta meno, dai. Gira un po', bravo, no, di qua bravo, fermo. Il Bortoluzzi vestito con l'orecchia da fronte. Oh, che si chiama Rivaldoglio con i vacanzoni. La fondata è solo a Poreto. Sono lì. La valletta io. Come sto nasetto? Ah, che bello! Che meraviglia, Che meraviglia! Ecco, come sta andando forse la polizia locale, come questa manifestazione? Benissimo. Nessun problema, vero? Grazie. Ecco, sembra non sia nessun problema, questa è una manifestazione che poteva anche non essere autorizzata con due barche, secondo la tua opinione. Due barche, secondo il codice a navigazione, hanno precedenza sulle barche a motore, qua in Canal Grande forse due, se erano 6 o 10 magari. Beh certo, sì, diciamo che non avrebbe portato nessun problema. Ecco, quindi diciamo tutto tranquillo. Purtroppo diciamo questo tipo di manifestazioni non sono vissute serenamente anche dalle nostre autorità di sicurezza pubblica, insomma. Sì, però diciamo se erano due magari nessuno poneva problemi, Certo, quindi era tutto tranquillo e non si intasava il Canal Grande, invece sono proprio due mi pare, no? Due delle remiere? Stanno arrivando un'altra. Ah, sono tre allora. Sì, sì, ma di che remiere sono? C'è del coordinamento delle remiere, quindi penso che siano più di una remiera. Ok, andiamo a sentire allora localmente. Ci sarebbe anche il ecco, c'è anche il ponte d'onore, diciamo, di questa manifestazione. Che opinione? Un ponte con gli alberelli anche rossi? E quindi sbarcano qua? Sembra? Speriamo di sì. Ah, ecco. Ecco, dicevano che con due barche a remi, tre barche a remi, secondo il codice della navigazione, non serviva neanche l'autorizzazione perché non crea intralcio al Canal Grande. E secondo l'opinione di un veneziano autorevole, così in libera opinione, è possibile dire che con tre barche a remi sul Canal Grande non serve l'autorizzazione? Allora, ignoro i codici di navigazione a questo proposito, ma so per certo che le iniziative di Venezia.com sono guardate in genere con un certo sospetto e una certa paura, si teme da parte di alcune autorità che queste possano influenzare negativamente l'immagine di Venezia, quando invece io personalmente ritengo sia esattamente il contrario, che dimostrino una vitalità che Venezia mostra molto raramente di sua iniziativa. Ecco, quindi vediamo adesso le autorità che giustamente anche per un discorso di sicurezza sono una barca, eccola lì, e delle remiere, del coordinamento delle remiere, un'altra barca qui e ecco, beh, in realtà sarebbero 4 le barche perché c'è anche il Burchio, la toppa che sta arrivando con i suonatori. Beh, in realtà però ecco, sono 4 le barche, non 2. Quindi diciamo un'autorizzazione serviva. Quel barcone grosso. C'è il barcone, quindi sì. E 2 caorline. Quindi diciamo c'è effettivamente un pericolo di garantire la sicurezza in Canal Grande, sì, con 4 barche, sì. Ma sì, è pericoloso. È abbastanza. Potevano star distanziate. Sì, ma comunque serve un attimo, in una manifestazione serve un minimo di scorta. E in più ci sono anche i giornalisti, ci sono anche le barche di servizio, ecco qua. Il presidente, eccolo che scende. Teo! Sembra un divo che scende al Lido per la mostra del cinema. Ecco un'impressione a caldo di questa. Eccolo. Un casino.
Luca, ci ho dato qualcosa. Matteo, se vuoi dar qua il top? Sì, vai. Ecco che scende. Grazie. Ecco, come vedete ci sono anche delle persone quasi vestite da carnevale, ma in realtà non sono vestite da carnevale. Vestite da carnevale? Sono svestite da carnevale, e che po' di persone, possiamo anche dire. Complimenti. Ecco qua, ragazzi. Oh, ecco il Doge. Ma un'impressione al caldo del Doge. Come è andata questa navigata? Per ora molto bene, la Serenissima si è comportata benissimo. Ecco, chi ha a fianco questa figura col topo, cos'è? La pantegana Una pantegana scampada. Ci sono 200.000 pantegane a Venezia. Sono più della Censite popolazione. dalla Repubblica? Sì. Bene, ecco un'altra pantegana. Pantegana Enrico. Perché lei con la bacchetta magica trasforma tutti in pantegani. Dov'è la bacchetta magica? Com'è la bacchetta magica? Come funziona la bacchetta magica? Spiega. Funziona. Ah, e cosa fa la bacchetta magica? Trasforma i topi in? Trasforma tutti i topolini, magari i cittadini, sarebbe meglio. Se vuoi dare anche... Ah, ok. Oh, sì, come fa la bacchetta magica? Miau. Oh, ecco la bacchetta magica. Un'opinione a caldo così di questo viaggio? Una sua opinione della bacchetta magica che trasforma i topolini? L'opinione è che questa bacchetta ci vuole, noi siamo le fate di questa manifestazione, quindi la useremo in maniera adeguata. Oh, complimenti. Ecco il presidente del coordinamento. Com'è andata? Benissimo. Abbiamo anche il cagnolino. L'ultimo? Sì. Attenzione, non che sei in acqua. Ecco qua il topo, il maestro dei topi. Un'opinione a caldo. Sono solo pantegane ormai. Pantegana. Ecco qua il consigliere provinciale. Ho fatto una bella gita grazie alle forze dell'ordine. Ecco, serviva l'autorizzazione infatti, perché 2 barche in realtà non sono 2, sono più di 2. Sì, 2 barche sono più di una e quindi sono... Creava effettivamente intralcio al Canal Grande, dai. Va bene, Diciamo di comunque sì. abbiamo fatto una bella gita. Bene, complimenti. Venezia è sempre bella, anche Giusto era molto contento della gita, vero? Noi uomini di peso siamo noi riusciti piace. a trasportarci. Abbiamo galleggiato benissimo. Ecco, quindi il giro alternativo comunque è stato bello allora. Beh, Tutto Un sommato. giro panoramico, insomma, per riscoprire la laguna. Sistema come un altro per allontanare i veneziani dalla propria casa, dai propri luoghi. Vabbè, ma è il Tirare alla terraferma. secondo evento questo, ci sarà anche un terzo forse, no? Vedremo. Vedremo. Doge, scusi, questo è il secondo evento che si fa. L'anno scorso è stato un funerale che tanti si sono toccati gli attributi. Beh no, non cosa era bisogna caso perché era ironico, come è ironica questo di Sì, iniziativa. ma quest'anno cosa bisognerebbe toccare, viste le po' di personaggi che abbiamo? Bisogna toccare il cuore dell'amministrazione pubblica. Sì, ma non ad esempio altre figure. Ecco, vediamo che ci sono delle figure non da... Beh, ma questa è semplicemente una trovata pubblicitaria per dare più ecco. risonanza alla vicenda, ma il messaggio però è importante, il messaggio è che stiamo protestando perché l'amministrazione non sta facendo niente per la residenzialità. Anche il Doge che tocca Ci vuole la guardia d'onore con il Doge d'altronde. Sì, e come si chiamano nella Repubblica le guardie d'onore? I toponi. I topponi! Ecco qua l'assistenza. Cristina! Manuel! Sono un fenomeno mediatico, sto cercando il modo per non farti simpatico, cercherò di fare tutto quanto male, intanto prima o poi ti troverai a parlare di me. Quanto è dura la vita del nessuno, sempre alla ricerca di uno che è qualcuno, quanta lingua ho consumato non lo so più, finché sono apparso in un programma TV.